Per la VBC Casazza Ligure può iniziare la festa promozione, il punto decisivo che ha permesso di vincere 3-7-0 con la Pallavolo Futura consegna i punti decisivi per chiudere matematicamente il campionato di prima divisione con 2 giornate di anticipo. Questa promozione in Serie D è la seconda consecutiva. Bella emozione, una promozione inaspettata direi. Però un grande gruppo, insomma, qua davvero c'ho grande passione da parte di questi ragazzi, dello staff, è stata un'emozione bellissima. La società ha lavorato veramente bene quest'anno, ci siamo aiutati, tirati, la prima squadra ha lavorato alla grande e essere già promossi a 2 giornate dalla fine è una gran cosa e noi siamo felicissimi. Un gruppo unito che ha saputo superare le difficoltà che si sono presentate anche in una stagione di successo. E all'inizio, appunto, alla prima partita è stata l'unica che abbiamo perso perché facevamo ancora fatica, c'erano persone nuove, dovevamo ancora ambientarci, inserirci. Poi abbiamo creato un bel gruppo e da lì in poi è andato sempre a crescere. È stata una partita tosta, ce l'aspettavamo. È un traguardo che abbiamo raggiunto con impegno e daremo il massimo l'anno prossimo, per la prossima stagione. Allora, io l'ho vissuta molto bene, mi sono sentita molto inglobata nel gruppo e nonostante noi siamo le più piccole comunque ci hanno sempre dato molto sostegno da tutte. Siamo proprio una bella squadra perché siamo unite e non lo siamo mai state, quindi poi alla fine va tutto bene. Poi è stato bellissimo tutto l'anno sportivo della società, non solo la prima squadra, ma abbiamo 2 terze divisioni che sono prime in classifica, le Under 18 che sono arrivate alle finali. Una grande soddisfazione anche per il comune di Casazza che tiene molto alle società sportive del territorio. Grande festa perché dimostra veramente che quando c'è l'impegno, la passione gratuita, volontaria, si ottengono questi risultati straordinari. Avete visto la passione, l'impegno, la dedizione e l'entusiasmo. Questa è la Casazza che mi piace e ringrazio veramente tutto lo staff del volley che da tanti anni fa questo sport con tanta passione.